2000 mi piace entro mezzanotte e vi porto subito il terzo episodio di Reagisco alle migliori giocate dei miei follower. E ciao, benvenuti sul canale, siamo qui oggi con un nuovo video. Come avete visto dal titolo e dalla miniatura, vi porto il secondo episodio di Reagisco alle migliori giocate dei miei follower, di voi che mi state mandando su Instagram le vostre migliori giocate. Portieri che fanno parate incredibili, attaccanti che fanno gol spettacolari, difensori che fanno interventi clamorosi. Per chi non mi seguisse ancora, seguitemi su Instagram SuperAllan5, inviatemi nei DM i vostri migliori video che reagiamo nei prossimi episodi di questo format. Io non mi perderei in troppe chiacchiere perché già so che ci sono tanti video a cui reagire e quindi partiamo subito. Primo video di oggi, come vediamo, è un allenamento. Vediamo un po' cosa succede in questo allenamento. Penso che stiano gestendo un calcio d'angolo. Infatti, vediamo qui cosa succede. Palla dentro dell'attaccante, porta vuota. Salvataggio di Sergio Ramos, che dico Kim, con il numero 44 sulle spalle. Un fenomeno. Vai, vediamo subito il secondo. Palla scaricata per l'attaccante. La punta centrale che punta tutti i difensori. Che golazo di collo pieno. Mamma mia, combinato. La pugia. Passiamo al terzo. Palla del portiere per l'esterno di sinistra. Ma no, che tunnel, capo. Che ha fatto questo? Che ha combinato? E allora continua l'azione da quest'altra parte per l'esterno. Lozano, golazo. Ma qui voglio, la miglior giocata l'ha fatta all'esterno a sinistra con quel tunnel esagerato. Vediamo quest'altra qui. Qua è una partita, peccato per la poca qualità delle immagini. Per i prossimi video mandatemi video con maggiore qualità. Ecco qui calcio di punizione sotto Fir. Che calcio di punizione è? Ma che non facete venire a Napoli a Chist? Cioè non entri mai nessuno che batte calcio di punizione in sta maniera. Vieni a Napoli, contattami su Instagram, cioè mettiamoci in contatto e ci mettiamo d'accordo. Qui invece sarà un torneo. Mamma mia, che parate che ha fatto Portiere. Meret al posto di Meret. No, Meret, ma che cavolo combini? Guarda, che intervento ha fatto. Tutto e tutto, guarda, è difficilissimo. Comunque scherzo, fratello Meret. Altro torneo qui. Allora, vediamo. Intervento difensivo. Tunnel, mamma mia, che tunnel hai fatto. E quando tira? Ah, vabbè, l'hai voluto umiliare ulteriormente i tuoi amici, non c'entro niente, io sto soltanto commentando. Poteva già tirare prima, dopo che il difensore ha fatto questa chiusura, ha avviato tunnel, già poteva tirare quello con la casacca addosso rosa, però no, niente, ha voluto fare un gol pure a chi là che veniva, che là da parte ha fatto gol. Altra partita, il numero 29, palla prima deviata e poi, mamma mia, dove l'ha messa? Sotto il ferro proprio, cioè sotto l'incrocio, sotto il 7, nel 7, bellissimo, questo lo rivedrei. Prima palla rimpallata dalla difesa, poi un tiro clamoroso di esterno destro sotto l'incrocio, bellissimo. Qui invece abbiamo una visuale diversa dal solito, stiamo non solo dietro una rete, ma stiamo anche dietro la rete che sta dietro la rete della porta. Penso sia un calcio di punizione. Gol. Ah, così, bella e buona. Ma comunque siete troppo forte per i miei gusti, non lo so. Ma che verranno a mangiare? Mangiate calcio già prima mattina? Ingredienti, prego. Ci vediamo nei DM, sotto qui nei commenti. Ho bisogno delle vostre diete alimentari. Anche qui calcio di punizione. Bellissimo, bellissimo, di collo pieno, bellissimo, clamoroso. Cioè, il portiere campo fa niente. Non so se poi ci avete fatto caso, le mani che alza il portiere sono un po' simili a quelle che ha alzato Meret contro Valverde. Solo che Meret è stato sfortunato che ci doveva frenare di rina, redo gol, la reta capa, a redo fatil, poi palla dentro la porta. Qui proprio non l'hai vista proprio portiere. La palla direttamente nella rete. Complimenti, chapeau. E quelle notti rapido correvano da te. Ok, passiamo a quest'altra clip. E passiamo subito ad un gol clamoroso, calcio femminile. E sì, sono ragazze e sono più forti dell'uomo, perché questa ha fatto un gol, a parte il portiere parata laser, ma era comunque imprendibile, cioè metti in panno il portiere, pure se tutto, cioè ti sporchi soltanto la maglietta. Effettivamente ha fatto un gol a giro col destro, bellissimo, dal limite dell'area. Complimenti pure alle ragazze che mi seguono. Altra partita, altro torneo. Vediamo qui l'azione come si svolge. Per il momento non sto bene niente. Ecco qui la palla per l'esterno. Eccolo qui, ancora giochetti. Gioco di gambe dall'altra parte sul secondo palo. Golazo, tiro al volo. Dopo un'azione spettacolare del tuo amico, questo si deve dire. Ha fatto un gol bellissimo. Sono quei gol che spesso faccio anche io. Vi dico la verità. Sì, mi rivedo molto in questo gol. Complimenti. Vediamo qui invece cosa succede.
Palla per l'attaccante in profondità, l'attaccante se la porta avanti e con un pallonetto clamoroso bacia prima la parte alta della traversa e poi la palla che si insacca in fondo alla rete. Bellissimo gol anche qui. Vediamo qui, altro torneo, sì, anche qui, Sport Review, no, oppure, no, non è un torneo, è tipo una partita tra amici, credo il giovedì. Aiù, mamma mia che assist. E che gol! Mamma mia, è come si sono trovati alla perfezione. Ma sto ragazzo non ho capito quello che ha fatto l'assist, ma sta senza maglietta. Non ci capite che sei in torneo, in una partita tra amici o gioveria. Poi non pare che non è successo niente, ha fatto un bellissimo gol, ma non si esulta. Ma ha fatto gol o non ha fatto gol? Questa parte ha fatto un assist clamoroso, ma nessuno gli va addosso. Ha fatto un gol esagerato, ma nessuno esulta. Ma vabbè, siete umili. È come Osimhen nell'ultimo periodo. Avete ragione. Sono chi che non faccio un gol e io prima che faccio paragaggi combinato. Sono io quello sbagliato. Passiamo all'altra clip. Che tunnel, che tunnel, che visuale. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che partita è e soprattutto dove state giocando. Veramente una bella visuale, una bella view, un bel panorama dietro. Vabbè, lo vedete lì, il ragazzo che ha fatto un tunnel clamoroso, gli farà ancora male la testa a quello che l'ha subito. Ovviamente stiamo cominciando con i lavori sopra da me. Altra clip qui penso sia allenamento, altro, sì, un tiro libero diciamo. E che tiro! E che tiro! Mamma mia, bellissimo! Ecco ma via sta palla. Pure in allenamento fate dei bellissimi gol. Vediamo qui invece il numero 20 sulla sinistra. E che sinistro! Mamma mia! Una rasoiata di sinistro. Bellissimo gol. Qui penso siano veramente molto piccoli. Mi fa piacere che anche i più piccoli mi mandano le loro clip, perché voglio reagire alle clip di tutti quanti, le migliori giocate di tutti quanti. Voi continuate a mandarmele. Bellissimo gol di sinistro. Io al sinistro per esempio ce l'ho soltanto per salire il letto la sera in coppia scala, oppure per salire pullman. Il destro non ve lo dico proprio. Passiamo avanti. Qui penso sia un altro torneo, oppure una partita. Mamma mia che gol, bellissimo. A parte lo stop dell'amico con la palla che gira direttamente dall'altra parte del campo, ma lui senza vedere la porta la sente e con un tiro ad incrociare che va a finire sotto l'incrocio, scusate il gioco di parole, fa un gol clamoroso al volo di no look, cioè senza guardare, una vera porta, la sente solo, attaccante di razza. Oh, qui prima clip di futsal, calcio a 5, vediamo qui l'attaccante cosa fa. Boom! Paratona del portiere. Quindi credo che questa clip me l'abbia mandata proprio il portiere, perché ha fatto una parata clamorosa. Questa palla sarebbe finita sotto l'incrocio di una porta di calcio a 5, quindi molto più piccola. Bellissima parata. Dai, passiamo alla prossima. Vediamo qui cosa succede. Penso altra partita. Oh, bel dribbling, bella giocata, bella serpentina in mezzo ai tuoi avversari. Ci sta come miglior giocata. È un dribbling, è una serpentina, è uno slalom tra gli avversari. È comunque una skill che hai voluto utilizzare e ci sta. Sei il primo ad aver mandato qualcosa di diverso e quindi reagisco anche a questo. Bravo. Partitella tra amici. Palla sul secondo palo, non ci credo. Che gol ha fatto. Allora, già quando ho visto partire il pallone ho detto questo mo fa un'acrobazia, non ci credo. Questa secondo me merita di essere rivista, questa giocata. Palla tra l'altro battuta lontanissima dalla porta avversaria, lui stoppa la palla a spalle alla porta e poi con una rovesciata fa un gol bellissimo, bellissimo. Non risulta nemmeno, vedi, perché siete forti, quindi siete abituati a fare dei gol così belli. Povera a me. Intanto sopra continuano i lavori. Ovviamente grazie mille per aver scelto questo preciso momento per cominciare questi lavori. Non stiamo registrando niente, quindi a posto, i rumori vanno benissimo. Allora vediamo quest'altra clip. Anche qui penso tra amici, giovani proprio. Di Rabona sotto l'incrocio e poi esulta così con le braccia aperte a dire addio, sono un po' più forte. Bellissimo comunque. Allora qui partita di campionato. Vediamo. Che bel tiro, un bel gol a Pokarn. Che cosa è successo? Non ho capito in questa esultanza. Bellissimo gol, un po' meno il colore delle magliette. Bellissimo gol però. Allora, vediamo qui invece. Allora, palla
alta. Non mi dire che tira da qua, non mi dire che tira da qua, non mi dire che ha fatto questo gol. Oh, in ogni video di questo format c'è un gol a pallonetto del genere. Quella palombella che non ti aspetti ma che poi ti aspetti effettivamente, perché qua mi aspettavo il tiro. Me la devo rivedere questa qua. Me la devo rivedere, bellissimo. Oh, sti gol qua mi fanno veramente impazzire. Guardate qui, il difensore cerca di allontanarla con la testa, non si rende conto che c'è l'attaccante di sinistro, tra l'altro ha segnato qui, di sinistro al volo, di no look pure questo, perché come fai a aprire la porta, la devi sentire solo. Dai, passiamo avanti, vediamo qui cosa succede. Ah, quella miglior giocata del difensore. Oh, ha fatto bene a mandarmela. Non so se fosse un mezzo fallo qua. Poi farà carambolare la palla sul numero 20 avversario, rimessa dal fondo. Ecco qua, rimessa laterale, il 10, sponda, non si capisce niente, tiro di sinistro, golazo. O portiere il capo di fare qualcosa. Resta il bellissimo gesto tecnico, penso, dell'attaccante. Fammi sapere che ruolo sei tu che hai fatto questo gol. Vediamo qui, altra parata, altra miglior giocata del portiere, altro torneo di calcio a 5, qui sotto e sotto, difficile, devi uscire proprio veramente accarrammato, come è uscito questo ragazzo che sta in porta, copre proprio tutto lo specchio, cioè l'attaccante ha tutto oscurato avanti, perché è stato bravo il portiere ad uscire. Vediamo qui, si vede un po' male, però la giocata qui, la ruleta è tanta roba. Allora, che calcio di punizione! Mamma mia, inaspettato. Dove lo mette? Anche qui, sotto l'incrocio, a togliere le ragnatele. Mamma mia. Vediamo qui, partita. Calcio d'angolo. Non si vede dove va a finire la palla. E ora si vede dove va a finire la palla. Ma siete assurdi. Ma è bellissimo. Un gol clamoroso da fuori area dopo il calcio d'angolo, spazzato dalla difesa. Boom! Bolide. Sotto Fierro pure visto. Allora, qui la palla non si vede ancora. Adesso sì. Mamma mia, destro ad incrociare al volo. Quanti ne abbiamo viste così? Bellissimo, perché l'amico da quest'altra parte che non si vede il movimento dell'attaccante che scappa dietro appunto le spalle del difensore e fa un gol clamoroso. Pure questo bellissimo. Allora guardiamo proprio l'ultimo. Mamma mia, penso che si può chiudere così pure questo episodio, con sto gol così, proprio chiudiamo proprio in bellezza. Che gol che ha fatto pure questo ragazzo. Eppure qui il portiere veramente non può niente. Mamma mia, non può niente. Il portiere fa pure, sai, quell'accenno di salto. Ma è bellissimo. E niente, voglio anche questo secondo episodio di Reagisco alle vostre migliori giocate finisce qui. Spero che vi siete divertiti. Io mi sono divertito, mi sono gustato queste bellissime vostre giocate. Mi raccomando, entro mezzanotte, se raggiungiamo i 2000 mi piace, vi porto il terzo episodio subito. Vado a reagire ad altre giocate vostre. Mi raccomando, seguitemi su Instagram SuperAllan5 e mandatemi lì i vostri migliori video e lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, voglio, per questi ed altri contenuti, e noi ci vediamo in un prossimo video.